Buonasera a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo sui canali YouTube e Facebook. Siamo alla seconda puntata del nostro format voluto da Officina Mediterranea che porta il titolo La musica e poesia, la poesia e musica. Infatti è un format nato per dare voce agli autori del Meridione, ai musicisti del Meridione e quindi far incontrare queste due arti che vanno ovviamente a braccetto, come sappiamo. Saluto Donato Rinaldi alla regia e tutto lo staff e saluto ovviamente la nostra ospite di questa sera che è Paola D'Angelo, poetessa, insegnante presso il liceo Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina nel Vallo di Diano, che è la terra da dove poi provengo anche io, fondatrice insieme a Salvatore Medici e presidente dell'associazione Volta Pagina, un'associazione molto importante che si impegna ovviamente a divulgare la scrittura e la lettura nella nostra terra che a volte, anzi spesso, diciamo, non dà molto spazio ad eventi culturali. E quindi niente, Paola vive a Polla e ha all'attivo ben 2 libri di poesie. Il primo si intitola Testa in giù, che ho il piacere infatti di avere nella mia personale biblioteca, che è uscito nel 2013, e il secondo invece, uscito nel 2017, si intitola Dalla resistenza e del ritorno dal fronte dell'altrove. Questi 2 libri, entrambi ce l'ho nella mia biblioteca personale e Paola lo sa, sono molto importanti perché Paola non solo è poetessa, ma essendo insegnante ha anche un rapporto molto stretto con i giovani e questa è una cosa molto molto importante, soprattutto in questo periodo storico dove spesso di poesia si parla purtroppo poco. Adesso non voglio dilungarmi troppo, cari amici e amiche, ma do la parola a Paola che ci racconterà la nascita innanzitutto del suo primo libro A testa in giù e cosa poi ha portato alla pubblicazione di questi primi versi. Vai Paola. Buonasera Giovanni e buonasera a tutti dell'Officina Mediterranea e ai telespettatori ovviamente. Grazie di questo invito. Sono molto felice di poter parlare di poesia. Rispondo subito alla domanda da che cosa nasce il primo libro A testa in giù. Il titolo forse già fa capire che viene dopo un periodo un po' di crisi, per cui la poesia è stata per me una cura della sofferenza, insomma, qualcosa che mi ha aiutato a portare fuori le cose che non mi piacevano, non accettavo. Però la poesia è una cosa che nasce molto tempo prima, già nell'infanzia. Infatti ricordo tempo fa di aver trovato un giudizio di una mia maestra proprio delle elementari che già scriveva che io avevo un'attitudine poetica, quindi evidentemente me lo sono sempre portato questo amore per la poesia, anche se ovviamente la consapevolezza avviene nell'età adulta della creatività in senso pieno. E A testa in giù è una raccolta molto intimista che parla molto di me, del mio mondo. Io in realtà quelle poesie non volevo pubblicarle, le scrivevo per me e le facevo leggere a qualcuno. Poi un'amica mi ha molto spinto, dai, pubblica perché sono belle, almeno questo era il suo giudizio e quindi vale la pena farle leggere agli altri. E così, quasi per gioco, le ho pubblicate. E in effetti sono piaciute, tant'è che dopo un po' il libro è stato ristampato. Adesso credo che non sia molto reperibile in commercio, perché Un comunque una libro, piccola casa editrice me l'ha pubblicato. un libro quindi raro, quindi sono fortunato ad averlo Sì, penso che quindi sia tra abbastanza i raro miei libri, ormai. meno male, meno male. Allora, Paola, durante questa trasmissione reciterà, e anche io reciterò ovviamente una sua poesia,
E prima di passare quindi al secondo libro, che è quello che a cui Paola ci tiene molto, torneremo anche su A testa in giù ovviamente, però dalla resistenza e del ritorno dal fronte dell'altrove è un vero e proprio viaggio che Paola adesso ci spiegherà subito dopo la sigla di questo nostro format. Quindi un attimo soltanto per goderci la sigla e parleremo immediatamente del suo secondo libro, della sua seconda opera. Sei nata senza nome e non riesci a sentire quando ti chiamo vento per ti far venire a dormire. E mo tu chiagni sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola e abbracci stai lenzuola. Ninna nanna resto io ma cade scorrere in da cuore quando non riesci a dormire. Ninna nanna ninna na, ninna nanna resto io. Rieccoci qui, bene, ben ritrovati insieme a Paola D'Angelo e ai suoi versi e soprattutto insieme alla sua opera Dalla resistenza, dal ritorno dal fronte dell'altrove. Bene, Paola, già proprio è un titolo che già... È un il titolo di questo... titolo, tutti mi hanno detto sempre, ma perché questo titolo così lungo, così lungo? No, Qualcuno, senza averlo letto, ha anche ironizzato che io potessi sentirmi qualcosa tipo Ungaretti che scriveva libri dal fronte, però mi sa che non bisognerebbe mai esprimere giudizi su ciò che non si conosce. Eh sì, come hai detto tu, è un libro che racconta un po' un viaggio di ritorno. Viviamo in una dimensione che ci spersonalizza, cioè siamo tirati da tutte le parti, per cui spesso non abbiamo il tempo di stare con noi stessi e vivere diventa uno stare sul fronte, continuamente esposti a tutti, a tutto e tutti, però in realtà siamo noi che lo vogliamo sentirci così esposti, perché tutta la forza e il coraggio e la bellezza del vivere ognuno di noi l'ha dentro di sé e deve soltanto ritrovarla, quindi avere il coraggio di fare un po' silenzio, mettere un po' di distanza tra tutto e ritrovare una dimensione di una pace interiore che tutti abbiamo, soltanto che non lo sappiamo di averla. Dobbiamo andarla a cercare con coraggio e quindi un po' questo ritorno. Poi questo libro in realtà è solo l'inizio di questo viaggio di ritorno, perché ancora prosegue il viaggio. ovviamente, quindi si parte da A testa in giù, che è stato, diciamo, la poesia, questo strumento, la penna, diciamo, che per te è stata una spada ed uno scudo per farti affrontare un periodo un po' giù, come dici Sì, nel un titolo, periodo per un po' poi critico. un po' critico, per poi avere questa consapevolezza di avere questa diciamo, forza poetica, possiamo chiamare così, forse da questo deriva pure la parola resistenza, che fa continuare, che ci fa continuare, diciamo, ad andare avanti, a farci scoprire persone anche migliori, a scoprire la bellezza che purtroppo viene spesso calpestata senza nemmeno accorgercene. Sì, sì, ritrovare quello stupore di essere bambini senza essere bambini più, cioè solo il bello dell'essere bambini, cioè non essere infantili, ma essere Infatti. aperti, ecco, essere aperti alla scoperta, senza pregiudizi, preconcetti e riscoprire la bellezza. Tutto questo
noi ce l'abbiamo, però siamo distolti e quindi dobbiamo fare un'operazione un po' coraggiosa di ritornare bambini nel senso buono e non precluderci poi niente, perché spesso ci autolimitiamo per una serie di ruoli che si interpretano, che vanno comunque rispettati e interpretati, però c'è una parte autentica di noi che trova, per me personalmente, trova spazio nella poesia. E ovviamente come voce, come strumento come strumento anche di unione e di ascolto, che purtroppo spesso in questo, diciamo, secolo abbastanza mediocre e rumoroso, dove si segue molto l'immagine e c'è molta vanesia, non ce ne accorgiamo non ascoltiamo nemmeno i silenzi delle persone che abbiamo accanto, e quindi la poesia serve anche a quello, ad aprirci di più verso il prossimo. Non è mai facile, anzi, come dicevi tu prima, i tuoi primi versi, ovviamente, io ti capisco, visto che ho pubblicato anch'io, a volte sono dei piccoli, chiamiamoli segreti, che qualcuno nasconde e non vuole far vedere a nessuno, però la bellezza deve essere condivisa, altrimenti non riusciamo a resistere insieme, citando, diciamo, il tuo titolo di nuovo. E Paola, allora hai scelto tu qualche componimento che vuoi farci ascoltare dall'ultimo tuo libro? Sì. Vi leggo una poesia che, diciamo, è rappresentativa di me, per farmi conoscere. Certo. Poi magari spiego qualcosina, perché detta così sicuramente chi ascolta non capirà immediatamente a cosa mi riferisco. Certamente. Il titolo della poesia è Sono nata plurale. Sono nata in 2 carnali città di mare, in 2 fulgenti culle, 2 madri sfacciate, 2 regine indolenti, alla loro corte mi hanno partorita. Ho iniziato la mia vita sdoppiata tra 2 amori, 2 infedeltà, 2 colpe, 2 desideri, 2 conflitti, 2 rese. Sono nata già divisa e tra quelle strade gremite mi sono conosciuta inadeguata alla rassicurante unità dell'essere. Sono nata già pronta a partire, ad accogliere, a divenire. Sono nata plurale. Benissimo. Sì. Allora, infatti si titolo, Sono nata plurale. Sì. Ovviamente, Paola. Nel senso che non riesco proprio a contenermi in una immagine di me che sia quella. Sono molteplice e non so se è un bene o un male. Il fatto di essere nata in 2 città, questo è un dato autobiografico, ovviamente sono nata in una sola città che è Napoli, però sono cresciuta subito dopo a Salerno, ma ho conservato sempre un legame fortissimo con Napoli e quindi nella mia infanzia e adolescenza ho vissuto molto questo conflitto tra le 2 città, chi mi tirava da una parte e chi dall'altra, e non riuscivo a definirmi. Tutte e 2 mi hanno dato tantissimo. Poi le ho lasciate entrambe per vivere nel Vallo, che è la mia casa comunque. Sì, beh, c'è sempre stato poi un dualismo fra Napoli e Salerno che poi alla fine non esiste, perché partiamo tutti dalla Magna Grecia e dal Mediterraneo, quindi siamo tutti con lo stesso sangue e la stessa forza poetica che ci porta a cercare di migliorare le cose. Beh, adesso però è simpatica la questione che fra Napoli e Salerno sei stata combattuta e poi ti sei trovata nella periferia, diciamo, io la chiamo sempre nella periferia dove Cristo non c'è mai venuto, come diceva il nostro amato Carlo Levi. Adesso facciamo una domanda un po' molto più... No, ma io poi scherzo che dico ho fatto l'emigrazione al contrario, in genere si va al nord, io vado scendendo, però mi sono fermata. È vero, dai, infatti. Adesso una domanda molto più leggera, pure come fonte di ispirazione, dai,
in principio, quando hai cominciato a scrivere i tuoi versi, qual è stato allora il luogo, se esiste un luogo che ti ha dato, diciamo, più ispirazione? Questo è tipo un quiz, mo la facciamo un po' leggera, dai. Napoli, Salerno o il Vallo di Diano? Non te lo saprei dire. C'è un po' di tutto nelle mie poesie, però il Vallo ha un ruolo fondamentale, ci sono tante poesie dedicate al Vallo. Salerno e Napoli si mantengono ormai un po' sullo sfondo, sono il mio retroterra culturale, ovviamente. Però ho sempre avuto una vocazione anche per la montagna, quindi per quanto nata in città di mare, quindi sentivo questo richiamo e infatti poi quando ho conosciuto il Vallo mi sono innamorata proprio del Vallo e ci sono venuta a vivere, quindi. No, c'è un po' di tutto nella mia vita, non si saprei dire se c'è un posto che prevale. Vabbè, giustamente, era infatti una domanda molto più simpatica. simpatica, dai, brava, anche perché poi, vabbè, mari e monti ce l'abbiamo nel Cilento, anzi, è straordinario il Cilento proprio per questo motivo, è un vespro tra mari e monti e ha ispirato scrittori molto più conosciuti. E quindi, allora io adesso, dato che abbiamo parlato quindi delle radici, quindi di Napoli, Salerno, Vallo di Diano, ho notato un'altra tua poesia nel tuo ultimo libro che si intitola Il mio paese vuoto. E vorrei adesso la leggerò, così la facciamo ascoltare ai nostri telespettatori. Il mio paese vuoto. Da ragazza vedevo il mio paese come una lucente valle traboccanti di fiori e sempre nell'ingenuo, piccolo spirito accarezzavo i sogni, gli amori, i gesti nati dalla linda aura di conoscenza che credevo pervadesse la gente. Prosperava la lavanda tra l'erba e il latte profumava di speranza. Arido il mio paese, l'hanno gettato via, morto, sepolto sotto le macerie senza uscita della selvaggia ignoranza di bene. Occhi vaganti oggi siamo, relitti di cuori che battevano all'unisono. Ci aggiriamo guardinghi, spauriti ci vergogniamo di sognare ancora un sogno che duri più a lungo di un minuto. Bene, questa è la poesia contenuta nel tuo ultimo libro. Sì, è un po' più una visione un po' più negativa forse. È una poesia negativa, ci sta, sembra parti da un ricordo, giustamente, e poi arriviamo alla forse sì, il ricordo della fanciullezza quando si è animati io ero animata dal desiderio di cambiare il mondo, lo dico spesso nelle poesie, alludo a questo fatto e poi questa realtà si infrange con l'evidenza dell'impossibilità di apportare reali cambiamenti profondi. Sicuramente ognuno di noi lascia dei semi, semina appunto qualcosa che poi magari crescerà in futuro, però quelle grandi svolte che ci si immagina da ragazzi non ci sono state, quindi un po' la delusione di questo. Il paese in fondo, io mi riferisco anche a tutta l'Italia, alla mia generazione che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità insomma dei cambiamenti che ci sono stati negli anni 60, 70, però la mia generazione in realtà non li ha raccolti e quindi ci aggiriamo così. Ci sta un po' di rammarico pure in questi versi, diciamo. Sì, sì. Perché nella poesia bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. Cioè, io sono del parere che si può fingere ovunque, ma in poesia non si può fingere. Sì, proprio viene meno e quindi bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. Ovviamente, anzi. E Paola, abbiamo parlato quindi di questo rammarico, del paese che è vuoto. Abbiamo anche parlato abbiamo citato Carlo Levi dicendo che invece tu hai fatto l'emigrazione al contrario, a sud. Però adesso allora vorrei chiederti, dato che noi siamo tuttora colpiti da una forte migrazione e molti nostri telespettatori infatti sono migranti, io stesso sono da brigante, sono passato ai migranti, quindi
Volevo chiederti, dato che hai la fortuna, oltre a essere presidente di un'associazione che divulga la scrittura e la lettura, ma a essere anche la professoressa del liceo classico, di stare quindi a contatto ogni giorno con i ragazzi. E quindi non so, ci sta questa volontà di rimanere giù, cercando ovviamente di andare contro spesso contro a dei mulini a vento, contro a cose ancora più grandi, e soprattutto ci sta pure un interesse nei confronti della poesia, intesa come arma atta non a fare del male, ma a fare del bene. Bob Marley infatti diceva: la musica è l'unica cosa che colpisce e non ti fa male, e la poesia è uguale. Volevo chiederti quindi, dato che hai la fortuna quindi giustamente di lavorare con i ragazzi, di parlare di letteratura con loro, avrai sicuramente, penso, letto pure qualche tua poesia a loro, avrei parlato, spero, pure di autori del Sud. Loro che cosa ne pensano? Come vedi questa, diciamo, questa nostra nuova generazione? Ma i ragazzi di oggi sono tutti i preconcetti possibili abbiamo sui giovani, ma sono sempre meravigliosi, pieni di bellezza e di energia, e sono delle persone in trasformazione, per cui vedi in embrione tutte le possibili trasformazioni che appunto sicuramente avranno nel corso degli anni. Sono una cosa, è bellissimo stare a contatto con loro. All'inizio hai accennato al fatto della emigrazione, purtroppo nel Vallo dove viviamo, c'è il mito di andare fuori ancora. Cominciano chi per l'università, chi a cercare lavoro, e purtroppo pochi ritornano. E questa è una cosa gravissima che danneggia moltissimo questa terra, veramente tanto, perché sono ragazzi che hanno tanto da dare. E infatti anche appunto generalmente dimostrano interesse per la poesia se gliela si presenta in un certo modo, cioè il contatto diretto col testo, e il testo che parla, senza la sovrastruttura letteraria che arriva in un secondo momento, se no crea un po' di preconcetto nel giovane. Il giovane deve stare a contatto con la poesia e poi da lì arrivare a studiare anche l'autore. Però hanno una forte sensibilità, certamente non tutti, però molti si lasciano affascinare se si tratta di parlare direttamente col testo, questo sì. Eh sì, ovviamente, anzi. Mi stupiscono sempre di come riescono a tirar fuori delle cose, quando gli si chiede di parlare per te che cos'è, molti riescono veramente a essere profondi. Avete pensato pure di fare, se non sbaglio, laboratori di scrittura creativa? Sì, noi a scuola periodicamente queste cose le facciamo, laboratori di scrittura creativa, laboratori di teatro, insomma cose che permettano loro di esprimersi liberamente. Sì, lo facciamo. Un anno l'abbiamo fatto per esempio sulla tematica dell'alcolismo, no? E sono venute fuori cose bellissime, facemmo anche una raccolta dei loro scritti, piccoli racconti autobiografici o inventati su questo problema, e quindi era un'occasione per riflettere e anche per dar vita alla propria creatività. Eh sì, infatti, perché poi queste forme d'arte ci aiutano pure ad affrontare, anzi servono ad affrontare la realtà che ci circonda, che non è quella che vediamo sui social o in televisione, ma è tutt'altro. Come tu hai detto, l'alcolismo, come tante, diciamo, ombre che si possono attanagliare, in realtà un po' più, diciamo, abbandonate e periferiche come le nostre, quindi un ragazzo molto più facilmente può cadere. Come dicevi tu prima, anche loro hanno bisogno di essere ascoltati, e il fatto è che nessuno di noi ha
tutto questo tempo, perché ognuno di noi comunque è assorbito dalle proprie cose, però ad ascoltarli, a fermarsi con loro senza pregiudizi, vengono fuori delle cose belle. Poi è chiaro che non è che siano tutti, però molti sono meglio di quello che sembrano appunto attraverso i social, l'uso del cellulare. Sì, infatti, anzi, L'uomo è l'uomo, dentro di sé ha una ricchezza che deve avere l'occasione per tirar fuori. sì, E infatti. essere ascoltati per loro è importante. Infatti, e purtroppo, infatti, con questi laboratori, col lavoro che fai pure tu da scrittrice e con la tua associazione, aiuti molto anche Sì, questa cerchiamo capacità. di avvicinare alla lettura i giovani, ma Sì, perché purtroppo pure, lo sai meglio di me, credo che con i social ci sta una comunicazione totalmente limitata. Cioè, non so oggi un Umberto Eco cosa avrebbe pensato di questi social. Si usano poche parole, male, c'è un analfabetismo funzionale dilagante in una questo maniera incredibile, che io penso che già esisteva prima l'analfabetismo funzionale, solo che nessuno lo dimostrava. Adesso forse ce ne accorgiamo un po' di più, perché è vero, c'è una comunicazione troppo limitata, quindi Ma il problema è che i social amplificano tutto, cioè danno una forza, una sorta di superpotere alle persone che credono di appunto di avere un potere enorme, possono raggiungere chiunque, possono dire la propria senza esporsi più di tanto, quindi il potere personale è amplificato, però se dietro non c'è una coscienza dell'uso, poi i risultati sono quelli che sono. E purtroppo i ragazzi della attuale generazione degli adolescenti sono nati immersi già in questa realtà, quindi hanno proprio difficoltà a orientarsi tra reale e virtuale, cioè veramente hanno difficoltà perché non è colpa loro, sono nati in questa società. E, un lavoro importante è quello appunto di farli riscoprire la realtà e basta. Cioè, noi viviamo in un on life, no? Questa è un'espressione sì, che si questo usa, che non riusciamo a, cioè non possiamo, anche volendo, non potremmo proprio essere off sempre. Quindi viviamo in un on life, però dobbiamo essere coscienti di come usiamo questo perenne collegamento. E, per i ragazzi però quando poi spengono i cellulari alla fine dicono sempre però ci siamo divertiti, però è vero, ci siamo divertiti, quindi riscoprono una dimensione che per noi è stata invece, siamo stati più fortunati in questo, giocavamo sotto casa con il compagno senza essere distratti dal virtuale. Hanno un mondo ricchissimo dentro, ma non sanno come tirarlo fuori, perché pensano che solo essendo visibili la cosa funziona. Il infatti, piacere di fare una cosa per sé e basta, devono sì. imparare a scoprirlo. Infatti, e poi vedi, come hai detto tu, ci siamo divertiti, ci siamo anche scoperti, perché forse riescono anche a trovare qualcosa che teniamo nascosto e a volte non ci rendiamo nemmeno conto, che abbiamo, uso un termine tu, abbiamo, diciamo, un mondo sommerso dentro, no? E infatti adesso mi Sì. attacco a un'altra poesia del tuo ultimo libro, che ricordo ai telespettatori, che è stato pubblicato nel 2017 pure da un'altra casa editrice, Sì, Eretica Edizioni. sempre Eretica comunque del sud Edizioni. Italia. Sì, sì, di Quindi Buccino. sì, Buccino, per chi non sapesse, è vicino al Vallo di Diano, comunque è vicino, è comunque provincia di Salerno, sempre dal sud Italia. E allora adesso voglio far ascoltare questa poesia ai nostri telespettatori. Sei una lanterna laggiù, sottile e salda, tra le ombre e le brume della riva, odorosa dei più cari pensieri. Appena un po' prima dell'alba, io, incapace di raggiungerti, se solo riuscissi mi volterei. Se potessi ignorare il fiume in piena che urla possente e sbatte onde alla mia riva, vedrei l'immenso lago voluttuoso dove vivi di serena conoscenza. Qualche balenio di tempesta giunge da te, poi intorno invece tutto tace.
ma non lo senti quanto mi urla dentro questo fiume in piena? Una voce più forte delle voci di chi amo. E questo è il tuo mondo sommerso, Paola, che abbiamo tutti. Dobbiamo solo cercare forse di ascoltare gli altri, ascoltarci anche di più, o no? Sì, è fondamentale guardarsi dentro senza paura, perché in realtà in ognuno di noi abitano anche molti mostri, oltre che cose belle. Infatti c'è una mia poesia che si intitola Il nero dentro, sempre in questa raccolta, che allude proprio alla capacità, se si vuole rimanere lucenti, splendenti, puri, bisogna avere il coraggio di andare a fondo in quelle cose brutte che ci sono comunque in ognuno di noi, guardarle in faccia, accoglierle, accettarle e poi superarle, andare avanti. Anche nella poesia che hai letto tu, sì, parlo di questo mondo sommerso che in una fase in cui non ancora era un po' in modo conflittuale mi si poneva il mio mondo interiore, perché ognuno di noi si fa un'idea di se stesso, non so se ci hai fatto caso. Abbiamo un'idea di noi e vogliamo cercare di aderire a quell'idea, per cui tutte poi le cose che vengono fuori inevitabilmente, che non aderiscono a quell'idea, noi stessi entriamo in conflitto con quella parte di noi che non rispecchia l'idea che ci siamo fatti di noi stessi. Poi arriva il momento che ti liberi di tutti questi ruoli, maschere, cliché, guardi quello che c'è, bello o brutto. E poi c'è la cosiddetta resa, appunto. La resa che non è un arrendersi, ovviamente, cioè abbassare la testa ed accettare, ma è accogliere tutto quello che c'è, perché non ci si ama se non ci si accoglie in tutti i propri aspetti e non si riesce a contenerli, a superarli poi, quindi E quindi poi non riusciamo nemmeno a dare il meglio di noi. però bisogna guardarsi dentro, quello che c'è. Vabbè, infatti, anzi, cara, anzi. Noi siamo quasi, diciamo, agli sgoccioli dell'intervista, perché come sai, Paola, questo format si chiama proprio La musica e poesia, la poesia e musica, proprio perché parliamo di poesie, autori e inseriamo canzoni o musiche o composizioni sempre di altri autori del Sud Italia, o che fanno riferimento al Mediterraneo, al meridione. Quindi a brevissimo eseguirò un pezzo che si intitola Erba cattiva, che è firmato da Enzo Gragnaniello e si ricollega pure ad alcune cose che abbiamo detto. E poi giustamente ci salutiamo, anzi io spero che ascoltiamo un'altra poesia, però recitata da te, come fatto all'inizio. Ti do nel frattempo che va bene, volentieri. nel frattempo faccio ascoltare questa canzone ai telespettatori, poi dopodiché ci collegheremo con la tua poesia che è sempre dell'ultimo libro, vero? Sì, sto prendendo le ultime, insomma, che poi non sono le ultime perché ce ne sono altre che non sono in questo libro a cui sto lavorando. Allora senti, se ti fa piacere anche a te, non so a che maturità sono i tuoi nuovi versi, se ti fa piacere a te possiamo anche fare un'anteprima, cioè puoi anche farci un inedito, okay. Brava, come si dice pure nelle canzoni, puoi farci anche, diciamo, leggerci qualcosa di nuovo che vedrà la luce, speriamo poi a breve. Io non vado di fretta, non so, ci sono quegli autori che devono pubblicare a ogni momento, no, io mi diverto e sto anzi, bene, perché, cioè non ho infatti, anche perché poi la ambizioni. gestazione di una poesia Quando mi sento pronta, allora viene fuori. perfetto, anche perché poi la gestazione di una poesia o di qualsiasi componimento uno crede che sia qualcosa di semplice, è anche istinto, è anche intuito, è un momento, però ci sta. Io lavoro tantissimo di labor lime, sto sempre a rivederle. Giustamente, ci sta anche del sudore, diciamo, è vero, ma lo sappiamo. Come no. Anzi, allora nel frattempo che tu ci prepari,
questo tuo nuovo inedito. Io faccio ascoltare ai telespettatori che hanno pure chiesto già prima questa canzone qui, che si intitola Erba Cattiva, scritta da Gragnaniello. Si attacca anche ai tuoi versi, a quei mondi sommersi, a quell'abbandono, e quindi la facciamo ascoltare ai nostri telespettatori. Io sono l'erba cattiva e sei certo non muore. Io sono nato pulito in dall'aria tutti che ma non lo sentì. Io sono l'erba cattiva e stai certo non muore. E sto sempre aspettando che passa una fronna e mi viene a trovare. Io non tengo a nessuno, io non vedo e non parlo, ma i pensieri della gente che stanno in tuo mondo te posso spiegare. Io non tengo a nessuno, io non vedo e non parlo, ma i pensieri della gente che stanno in tuo mondo te posso spiegare. Io non tengo a nessuno, sono l'erba gramigna, sto attaccata a sto muro, sto chine e paure, non posso alluccare. Sto aspettando la tempesta che mi porta lontana, che mi porta lontano, 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 dove posso campare. Io non tengo a nessuno, io non vedo e non parlo, ma i pensieri della gente che fanno in tuo mondo te posso schiaffare. Io non tengo a nessuno, io non vedo e non parlo, ma i pensieri della gente che stanno in tuo mondo ti posso schiaffare. Io non tengo a nessuno, sono l'erba gramigna, sto attaccata a sto muro, sto chine e paure, non posso alluccare. Sto aspettando la tempesta che mi porta lontano, che lontana, 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 dove posso campare. E questa era Erba Cattiva per i nostri telespettatori. È un'espressione bellissima della ricchezza del Sud. Lo sai che ti definisco poliedrico, perché in tutti i campi ti muovi portando una ricchezza interiore bellissima in tutto quello che fai. La cara Paola, che poi con Paola, per chi si è collegato adesso, l'ho detto all'inizio, comunque ci conosciamo da un bel po' di anni, perché Paola è originaria comunque di Napoli, Salerno, e poi è venuta a vivere nel Vallo di Diano, quindi parliamo comunque della nostra amata Campania e della zona poi del Vallo di Diano, che sarebbe l'antica Lucania del Cilento. Quindi abbiamo avuto modo di stare insieme, condividere pure alcuni eventi. Io posseggo le sue opere, quindi ci conosciamo da un bel po' di tempo, e anzi addirittura mia sorella pure, una delle mie sorelle ha fatto pure il liceo classico, quindi però non sei stata non sono stata sua insegnante, no. È uguale, dai, è uguale, anzi. Però la ricordo bene, una ragazza in gamba, sì. Grazie cara. E quindi niente, allora abbiamo parlato di A Testa in Giù, la sua prima opera, che dobbiamo anche festeggiare, forse, cioè l'anno prossimo compirà 10 anni la tua opera. Sì. Quindi sono passati... La prima raccolta, sì. Perfetto, abbiamo parlato quindi della sua prima raccolta, e poi ci siamo soffermati soprattutto sul libro che è uscito, tutto Made in Sud, perché è stato pubblicato da una casa editrice di Puccino, ed è un libro che è uscito nel 2017, e ripeto ai telespettatori, si intitola Dalla resistenza e del ritorno dal fronte dell'altrove. Molto, per i versi che ho letto, mi sembra comunque anche una poesia ovviamente combattiva, perché come dicevamo, per chi si è collegato verso la fine
della puntata, visto che siamo agli sgoccioli, giustamente Paola, la nostra poetessa insegnante Paola D'Angelo, usa la poesia come mezzo, ovviamente, per resistere. Possiamo dirlo Sì, così, l'ha sì. usato anche lei Sì, questo sì, termine sì, nel sì, libro. l'idea della resilienza, però non come lotta vera e propria, cioè come guerra, perché assolutamente non è nel mio spirito, ma come quella dignità interiore che ti fa essere forte e soprattutto ti permette comunque di godere della bellezza, cioè in mezzo alle mille cose che non vanno, però c'è quella fiducia nell'essere umano e nella bellezza del mondo che non ti abbandona. Meno male, anzi, restiamo umani davvero, anzi, grazie Sì. mille davvero Paola con i tuoi versi. E alcuni telespettatori vedevo, perché hanno commentato molte persone, condivisioni, vedevo che mi chiedevano infatti, allora, prima abbiamo già messo in chiaro il fatto che A Testa in Giù ha avuto anche una ristampa, però Eh. non si trovano copie in giro, Mh. quindi sono Credo fortunato che io A che Testa in Giù sia quasi irreperibile, mentre l'altro si dovrebbe trovare sugli store online, soprattutto, oppure contattando la casa editrice. Ok, adesso che Ehm, vediamo, infatti, la regia ci ha portato di nuovo la copertina, così chi è interessato può tranquillamente digitare il nome del libro della poetessa e riuscire. Quindi questo è reperibile, il tuo ultimo sì, lavoro, sì, vero? sì, 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 si trova ancora, Quindi sì. basta scrivere il titolo, che vi ripeto, il titolo è lunghissimo, quindi ai Della telespettatori vi passo resistenza del l'immagine, così vi segnate il titolo. Anzi, bene, sì, allora dopo questa... Eretica Edizioni, si ricorda il Ah, e nome quella sì della è più facile, Eretica Edizioni, potete andare anche sulla loro pagina, sul loro sito. E perfetto, dopo questa bellissimo dialogo con Paola D'Angelo, ci delizierà, dopo aver letto, abbiamo decantato 4 poesie stasera del suo ultimo libro, e ora ci delizierà con, diciamo, un inedito, quindi avremo proprio un'anteprima dei suoi nuovi versi che un giorno poi speriamo di vedere quindi sì, pubblicato nella sì. prossima tua silloge, nella prossima antologia, raccolta. No, sarai il primo a essere avvisato appena Magari. metterò in giro. Infatti, ci spero Paola, grazie cara. Allora, E niente, allora sì. aspettiamo, vai, Okay, la leggo qui al computer. Il titolo è Nuovi angoli. C'è un paese verso il quale non mi stanco mai di partire e per quanto torni a visitarlo mi resta ignoto. È il mio cuore. Lascio le vecchie sofferenze al sicuro nel ripostiglio della coscienza. Libero la mia zattera dalle zavorre delle vite immaginate e mai vissute. Poi disegno in me nuovi angoli provvisori. Ho imparato l'insegnamento più duro. Non credere a un'ancora, è un miraggio. Non fare del mare un deserto. Il mio viaggio è un percorrermi e un ripercorrermi, senza mai definirmi. Mi culla e mi inebria, sapermi questa figura geometrica infinita. Questa è il nuovo. perfetta Paola. Vedo sempre, visto che tu sai, siamo colleghi sull'aspetto poetico, se si può dire colleghi. Comunque Come noto molto a livello stilistico una poesia anche, diciamo, ermetica, mi ricorda l'ermetismo italiano a sì, tratti. non è una poesia sempre facilissima, nel cogliere, però la poesia deve Deve io anche essere quando così. leggo le poesie di autori, non bisogna capire tutto, perché in realtà non è quello lo scopo della poesia, spiegarsi. La poesia parla alla parte più profonda di noi, non va spiegata più di tanto. Io cerco di conservare, appunto, si sposa bene col titolo di questa trasmissione, una certa musicalità, perché secondo me trasmette molto il ritmo, il suono, trasmettono molto rispetto al contenuto che si vuole
trasmettere, appunto. Sì, Quindi ovviamente la musicalità, la musicalità del verso è molto importante, ovviamente, ed è anche quello eh, che poi trasforma una poesia spesso in una sì, canzone. la mia è una Abbiamo poesia immaginifica, mi piacciono le immagini. Più che descrivere i miei stati d'animo, quelli, o descrivere molto il mondo, mi piacciono una poesia di immagini, e quindi le immagini non sempre sono chiare, però parlano, credo che parlino al cuore. certo, ognuno c'ha, infatti, anzi. È dato, allora, un'altra domanda leggera, dai, perché vedi, poi noi le interviste poi va a finire che durano 2 ore, ma dobbiamo chiudere. Però Certo, sì. leggera, però non tanto. Allora, se tu Paola, non Paola l'insegnante, cioè ripeto, è la professoressa comunque del liceo classico, Mettiamola da parte. la Paola invece poetessa solo, eh, cosa farebbe leggere ad un ragazzo, a un ragazzo del primo superiore, no, che ha 14 anni, un ragazzo che incomincia un periodo pure di cambiamento, inizia l'adolescenza, un periodo molto importante e ricco di cambiamenti, di stati d'animo, mh, di stati d'animo conflittuali. A livello però di poeti, sia gusto tuo personale, cosa consiglieresti a un ragazzo? Beh, il mio autore preferito, che è Leonardo Sinisgalli, quello penso che è appunto autore meridionale, tra gli uomini è il mio preferito, e ha tanto da parlare ancora ai giovani di oggi, anche se è venuto a mancare negli anni '80, no? Però ha vissuto molto il passaggio appunto dalla società contadina, rurale, da cui proveniva, della Basilicata, al mondo tecnologizzato, vissuto un po' in tutta Italia, ma soprattutto al nord, a Milano, e questo conflitto che vivono i nostri ragazzi è già rispecchiato in poesie bellissime. Io sì, spesso infatti lo consiglio, ed è stato anche il primo poeta che mi colpì con la sua poesia Monete rosse, che mi fecero studiare alle scuole elementari, e mi rimase proprio impressa questa poesia, una poesia molto semplice, però con quella forza appunto espressiva, e allora quella che fa innescare la voglia di conoscere, di capire, di andare a fondo. Benissimo, quindi un consiglio ai telespettatori, ai ragazzi, ma vabbè, a qualsiasi telespettatore, perché non è detto che tutti conoscano Sinisgalli, così come Montemurro Lucano, autore. sì, beh, sì, un Sì, suo grande, quello un po' più conosciuto forse era Rocco Scotellaro, sì. quindi Anche se però, Sinisgalli è molto più vario e anche più profondo, perché eh sì, ovviamente, Scodellaro è più una poesia proprio anche civile, eh sì, sì, di perché lui ha avuto pure protesta. impegni, sì, a Tricatico, Mh. poi è stato sindaco, quindi cioè, Invece sì. le corde di Sinisgalli sono molto varie. Benissimo. Che con questo grande consiglio da parte di Paola D'Angelo, che ci ha fatto un grandissimo regalo ad essere nostra ospite alla seconda puntata di questo format, che è stato molto voluto da Officina Mediterranea e che sta avendo un discreto successo. Hanno voluto me come conduttore, me e la cara Santina Gullotto che è in linea, la salutiamo, e quindi sono onorato di dare una mano a questa associazione per parlare di musica e poesia. Ed è la nostra prima ospite reale, perché la prima puntata eravamo io e Santina Gullotto insieme allo staff di Officina Mediterranea, abbiamo parlato delle nostre creazioni e di come si svolgeva questo format. Quindi la prima ospite vera e propria esterna sei stata tu, cara Paola, e spero infatti che... Grazie, onorata. Sono stata benissimo, una formula molto interessante, e penso efficace, che riesca ad arrivare a chi ascolta, insomma, con semplicità, penso, senza presunzione, ma solo con la Sì, voglia di infatti, infatti. raccontare le cose. Quindi Sì, complimenti a tutti voi e sì, sì. grazie veramente di avermi No, ospitato. anzi, grazie a te, cara. Noi poi, per chiunque non avesse avuto modo di vedere la puntata, troverà sui canali Officina Mediterranea, sia su Facebook sia su YouTube, la diretta comunque rimane, uno se la può rivedere, pure se deve prendere nota
dei libri o dei consigli pure che ci ha dato Paola, o soltanto per riascoltare qualche poesia che abbiamo recitato questa sera. Io quindi ringrazio di nuovo Paola D'Angelo per la magnifica intervista e per quest'oretta passata a parlare delle sue poesie. È volata proprio. Infatti, meno male, quando si parla della bellezza, vedi, il tempo purtroppo vola sempre quando ci sono queste cose così belle, piacevoli. E voglio comunque ricordare ai telespettatori che ogni martedì questo format sarà presente sempre alle 17:30 e il prossimo martedì ci sarà Santina Gullotto, l'altra scrittrice e poetessa che cura questo format, con un suo ospite e parleranno quindi sempre di poesia e di musica con un altro ospite. Quindi adesso saluto di nuovo Paola D'Angelo e lo staff. Ringrazio Santina, che vedo che scrive infatti, bei commenti. Sì, la cara Santina. E la regia, per chiudere la puntata, passerà un servizio giornalistico che parla sempre della premiazione del premio De André che ho ricevuto, per chiudere quindi in bellezza quest'altra puntata, visto che l'altra volta ho fatto più canzoni con la chitarra. Oggi invece abbiamo fatto solo una canzone e le prossime puntate poi saranno sempre incentrate su musica e poesia. Un autore, un poeta e qualcuno che proporrà una poesia che si lega anche ai versi dell'autore. Quindi saluto Paola D'Angelo, un abbraccio e la rivedrò, spero presto, adesso che ci vediamo in queste vacanze di Natale. Certamente, un piacere nel nostro saluto a tutti. Grazie per avermi ascoltato. Vedo che tante persone hanno commentato, ringrazio davvero. Certamente. Poi con calma riuscirai anche a rispondere anche tu a tutte queste persone che hanno voglia di conoscerti e conoscere i versi, i tuoi libri. Quindi grazie a tutti per essere stati con noi. Io vi abbraccio e vi aspetto martedì prossimo. Ci sarà Santina Gullotto con il suo ospite, Donato Rinaldi con Officina Mediterranea alla regia, e buona poesia a tutti, davvero. Giovanni Di Donato, cantautore originario di Polla, tra i finalisti della 21ª edizione del premio Fabrizio De André sezione poesia. Finché la luce non ci prenderà è l'ultima opera di Giovanni. Dopo 10 anni dalla prima pubblicazione ha scelto di raccogliere le poesie più significative e quelle che hanno ricevuto in passato anche un premio importante, aggiungendo altre 11 nuove poesie. E mai si sarebbe immaginato di arrivare tra i finalisti del premio Fabrizio De André con la poesia intitolata Viale Certosa, anche se aveva avuto già un riscontro inaspettato al Festival Internazionale di Poesia di Milano per il suo ultimo libro. Giovanni ha composto 7 colonne sonore per il Lab San Massimo e il piccolo teatro Porta Catena di Salerno, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico per un periodo. Chitarrista in vari ensemble musicali, nel 2018 decide di intraprendere la strada da solista, pubblicando l'album ACCL per la Fufa Records, con il quale gira tutta Italia e parte dell'Europa con le sue canzoni etno-folk, ricevendo il premio Primula d'Oro per la cultura e lo spettacolo nella regione Campania. Presente in quest'album come canzone La Tammuriata di Periferia, inserita nell'archivio mondiale delle canzoni tradizionali, mentre a fare da chiusura all'album è la canzone Ninna Nanna del Tanagro, inserita nell'archivio italiano delle canzoni contro la guerra. Ha pubblicato inoltre 3 raccolte poetiche, un romanzo e un manuale rivolto ai bambini per imparare le tecniche della tammorra e del tamburello, il quale ricavato è stato devoluto in beneficenza all'AISM. Oltre 500 concerti e cura laboratori di musica popolare rivolti a bambini e ragazzi. Giovanni Di Donato è energia pura, è magia, ma soprattutto è arte.